gioco rappresenta nei disturbi dello spettro autistico un problema importante e penso che questo tema trattato all'interno della rassegna Toccati sia proprio stata un'idea buona e positiva, perché il bambino con autismo è in grosse difficoltà a giocare e il genitore a volte se ne accorge proprio tramite il gioco che il bambino non partecipa al gioco, con quale sintomo precoce nell'avvertire che questo bambino è in difficoltà. Quando un bambino non condivide con gli altri, il gioco tende a essere ripetitivo, monotono, distaccato, isolato rispetto agli altri e a partire da questo poi vedremo come anche tramite il gioco possiamo dare al bambino delle potenzialità nel far sì che sviluppi competenze sociali, competenze di condivisione, competenze di stare bene con gli altri e di arricchirsi, ovviamente cercando come ultimo obiettivo di scalfire il disturbo autistico anche tramite il gioco. È fondamentale il ruolo dell'insegnante, ma soprattutto il ruolo dell'educazione. È un'educazione all'empatia, il ruolo dell'insegnante è proprio educare all'empatia, alla condivisione. E con il bambino con il disturbo dello spettro autistico c'è tanto lavoro da fare, ma la classe, il piccolo gruppo rappresentano dei momenti importantissimi nel favorire lo sviluppo di questa competenza.